Il comitato dell'aeroporto civico di Agrigento oggi incontra il candidato al libero consorzio Giuseppe Pendolino. Ecco, sostanzialmente quali sono le vostre richieste? Buonasera, allora siamo qui a incontrare il candidato Pendolino in quanto riteniamo che come candidato alla presidenza del Libero Consorzio possa esprimere già una sua visione sul problema delle infrastrutture, che è una delle cose che sta a cuore al comitato. Infatti noi siamo comitato civico, aeroporto ed infrastrutture. Mettiamo prima l'aeroporto perché riteniamo che è una struttura, un'infrastruttura che si possa realizzare nel minor tempo come tempi di realizzazione e con il minore investimento rispetto a autostrade e ferrovie. Non escludiamo che bisogna lavorare su tutte le altre infrastrutture, sui parcheggi, eccetera. Siamo qui per conoscere appunto il pensiero del nostro candidato presidente per vedere qual è in prospettiva la situazione nel momento in cui dovesse, come auspichiamo, realizzare questo sogno di dirigere la nostra provincia. Ecco, non solo aeroporto, ma ci vogliono anche le infrastrutture di collegamento. Sì, infatti è una delle cose sulle quali noi come comitato ci siamo mossi, abbiamo avuto assicurazione anche da parte di dirigenti di Ferrovie dello Stato per l'ammodernamento della linea ferrata Agrigento-Licata, che è una linea ferroviaria che consentirà di realizzare una metropolitana di superficie che colleghi il capoluogo, che colleghi Licata, che colleghi Gela con il futuro aeroporto. Che cosa dire relativamente anche ai finanziamenti europei necessari per queste infrastrutture? Se state seguendo un po' i chiarimenti che il Ministero ha chiesto al libero consorzio. Allora, nelle more che il libero consorzio si organizzi e sviluppi le risposte a tutte le richieste fatte dal Ministero, stiamo lavorando affinché il Ministero delle Infrastrutture caldeggi l'inserimento dell'aeroporto di Agrigento nel PNA, Piano Nazionale Aeroporti, perché l'inserimento nel PNA non è ostativo il fatto che ancora il progetto non sia definitivamente approvato, perché essendo stata approvata l'area, essendo stata ritenuta idonea l'area delicata, ci sono le carte in regola perché venga inserito nello strumento di programmazione nazionale per gli aeroporti fino al 2035. Per quanto riguarda gli investimenti, le strade da seguire, qui la parola la do anche al futuro presidente della provincia, sono diverse. Una di queste è fare una manifestazione di interesse che faccia la provincia verso privati per far sì di fare una società mista pubblico-privata in cui il privato investa la stragrande maggioranza dei capitali necessari per realizzare il progetto definitivo e realizzare l'aeroporto. Oggi questo incontro interlocutorio con i rappresentanti dell'Associazione Civica per l'aeroporto di Agrigento. Ecco, lei ha ascoltato le richieste e il suo punto di vista. Guardi, il mio punto di vista è quello di lavorare per tutte le infrastrutture, perché questa provincia ne ha bisogno, a partire dall'aeroporto, alla rete ferroviaria, alla viabilità interna, perché le strade provinciali sono diventate, diciamo, delle trazzere. Quindi dico questo non chiaramente per colpa magari dei commissari, ma perché non c'è stato un interesse politico e quindi che torni la politica al centro. È un fatto importante perché il politico ha l'interesse del territorio, il politico ha l'interesse della crescita del territorio, quindi noi siamo favorevoli, quindi se sarò eletto mi adopererò affinché. Quindi c'è un impegno fattivo, però non solo l'aeroporto, si discuteva anche delle infrastrutture necessarie anche a raggiungere luoghi interni dell'Agrigentino. Sì, ma dobbiamo considerare che un aeroporto funziona se poi ci sono le infrastrutture di collegamento, perché altrimenti se le infrastrutture di collegamento non ci sono, diciamo che non possiamo auspicare a una crescita anche di transito e quindi di passeggeri. Allora dobbiamo lavorare in sinergia affinché si raggiungano degli standard europei per dare la possibilità, ecco, ai turisti o anche a operatori economici che vogliono venire alla nostra terra di viaggiare in sicurezza e non passando diverse ore dietro semafori o chiusure di strade e deviazioni.